diciamo. E quindi mi sono accorto che quello che parlavo quotidianamente non era un dialetto, ma era una lingua che conservava una fortissima identità. Ma anche su questo concetto di identità c'è da interrogarsi e da fare chiarezza, secondo me, perché dell'identità spesso si ha un'idea monolitica ed è quella a cui ci vogliono far abituare, tanto per fare un esempio fuori dal coro, i rozzi politici leghisti, un'identità sempre uguale a se stessa. L'identità nostra è un'identità plurima, stratificata, lo diceva già Daniele Macris. C'è un'identità palinsesto, cioè frutto del processo di stratificazione cui le culture che si sono avvicendate nell'isola hanno contribuito a formare, lasciando via via pezzi della loro cultura. E la cultura siciliana è stata capace di mantenere tutto questo in un straordinario equilibrio, in una sintesi che costituisce veramente questa identità, che quindi è un'identità meticcia, un'identità composita, variegata e proprio per questo ricca, libera, capace ancora di esprimere libertà. E allora, una volta che partiamo da questa consapevolezza, che noi abbiamo di fronte una lingua vera e propria che non ha niente da invidiare, non deve essere subalterna alle altre, vediamo che invece quello che viene spacciato per dialetto siciliano è quello che viene sdoganato dai social, che è un dialetto, come diceva Vincenzo, involgarito, oppure considerato uno stigma di subalternità, in quanto proprio di strati meno privilegiati della società e quindi qualcosa che è da mantenere ai margini. Ma se noi guardiamo la storia, la letteratura siciliana, senza scomodare la scuola poetica, Ciullo d'Alcamo, ma guardando a, che so, Meli, Domenico Tempio, Ignazio Buttitta, Maria Costa, e ne potrei citare tantissimi, ci accorgiamo che questa lingua siciliana è stata capace di esprimere, di sprigionare, di declinare sentimenti che l'italiano stesso non sarebbe riuscito a esprimere e a esibire. Io ho letto Divine Commedie in siciliano, ho letto Omero in siciliano, ho letto I Promessi Sposi in siciliano. 30 anni fa circa ho trovato negli archivi della Biblioteca regionale un manoscritto della seconda metà del Seicento che conteneva delle preziosissime, straordinarie canzoni siciliane in ottava rima sull'alchimia, pensate bene. Cioè nella Messina del Seicento c'era chi sentiva il bisogno di tradurre in lingua siciliana dei concetti che erano presenti nei trattati alchemici che si stampavano ad Amsterdam, a Edimburgo, a Londra, a Parigi. E tutto questo io l'ho tenuto presente anni fa, quando mi trovavo componente della commissione regionale REIS, il registro delle eredità immateriali, e ci siamo battuti, io soprattutto e Sergio Bonanzinga, per introdurre ai 4 libri, ai 4 registri principali che già esistevano, 2 nuovi registri, uno dei luoghi della memoria e uno relativo alle parlate e ai gerghi, proprio perché queste cose costituiscono l'eccellenza nostra, parte di quella identità di cui parlavo prima. E questa identità noi stratificata la troviamo nella toponomastica, nel mondo del lavoro e delle attività produttive, nei segni territoriali. Basti pensare a tutto quello che gli arabi hanno lasciato con la loro sapienza idraulica in tema di presenze di mulini, la Senia e tutta la terminologia relativa al sistema delle acque.
La gastronomia. Se noi pensiamo a tutto quello che le culture che si sono avvicendate in Sicilia hanno lasciato in tema di sapienza gastronomica, i stighioli hanno un'origine greca, umaccu è un'eredità latina, il couscous e la cubaita sono arabi e così via i normanni, tutti quelli che sono venuti dopo fino al rollò dei francesi, no? Che è la carne arrotolata. Ecco, bene, il fatto che soltanto il siciliano riesca a mantenere uniti in una sintesi coerente tutti questi elementi ci dovrebbe fare riflettere che le istituzioni devono fare di più. Perché sono state citate queste leggi, questi decreti? Ma secondo me c'è stato un errore di fondo. Si è pensato che il siciliano dovesse essere fatto circolare soltanto come lingua morta. Cioè il siciliano è arrivato nelle scuole allo stesso modo del greco antico e del latino. Ma il siciliano deve essere portato nelle scuole come lingua viva, come lingua parlata, e ce lo hanno già dimostrato alcuni di questi filmati. Allora c'è bisogno, a mio parere, di una sorta di rivoluzione copernicana, tanto a livello politico, che ha bisogno di finanziamenti, ma anche di un cambio di mentalità, di capire di cosa noi abbiamo bisogno per tornare ad essere fieri del nostro passato, delle nostre memorie, perché la lingua è vettrice non solo di oralità, perché il siciliano viene diffuso attraverso l'oralità, soltanto in un secondo momento diventa lingua scritta, ma è fonte di memoria, di sogni, di tutto quello che la Sicilia è stata nel corso di millenni. Se noi non riusciamo a far capire questo a chi ci governa, le scuole stesse non saranno in grado di formare il proprio personale perché passi da un trattamento del siciliano da lingua morta a quello che è la lingua viva, una lingua che diventi non antagonista dell'italiano, perché nessuno di noi vuole disconoscere quello che l'unità d'Italia ha portato, ma dobbiamo mantenere accanto all'italiano un registro linguistico paritetico, di pari dignità, che ci consenta di andare incontro alla globalizzazione a testa alta, senza vergognarsi di quello che siamo stati, anzi riprendendo a formare le nuove generazioni, perché la sciagura, il genocidio antropologico di cui molti che mi hanno preceduto hanno parlato, che era stato profeticamente preconizzato e registrato da Pierpaolo Pasolini, non giunga a pieno compimento e possiamo in qualche modo risalire la china. Vi ringrazio. Grazie al professore. Grazie al professore Sergio Todesco, è una riflessione molto importante, molto da tenere in considerazione. Non deve essere trattata come una lingua morta, ma l'approccio deve essere proprio come lingua viva. Io invito il professore Peppino Restifo a raggiungerci qui al tavolo, tra l'altro. Ecco, no, non vuole venire qui? Là. Forse ci sono delle slide anche da... Va bene. Sì, no, ma poi noi facciamo, poi ci sarà un momento in cui potete intervenire tranquillamente. Sì, voglio stare qua perché stasera vai a curru con il vento a grapere le porte della storia. Stasera voglio dare per un momento la vita al passato e alla memoria. Grapuli pugna, contolita, resto co sogno, scorro la vita, canto e conto
conto e canto per non perdere lo conto. Questo applauso lo dedichiamo a Rosa Balistreri, perché è lei che ha scritto questa canzone e la sua vicenda terrena è proprio, come si può dire, la sintesi della storia della lingua siciliana nell'ultimo secolo. Rosa Balistreri nasce da un posto proprio sperduto, legata, pensate, a Agrigento, Gigentana, no? È figlia di un proletario che aveva 4 frati, venne fatta maritare con uno ubriacone che caricava i bastonati e a un certo punto scappa e se ne va a Firenze. E Rosa Balistreri come si può dire, l'avete mai sentita almeno nel disco, in un video? L'avete sentita, certo. Allora, ho trovato qualcuno che dice, Francesco Pira, che insegna sociologia qui da noi a Messina, dice di Rosa Balistreri: negletta ma non dimenticata. Ed è una definizione perfetta. Fra l'altro Francesco Pira è quello che gli ha fatto l'ultima intervista prima che lei morisse, e l'ultima intervista fatta in una televisione di Licata avviene qualche giorno dopo che lei doveva fare un concerto nella piazza di Licata e il comune ci studiava luce. Quindi negletta, non solo negletta, disprezzata, perché parlava di che cosa? Signoruzzo, chiuvite, che l'arbulicchio su morte di siti, oppure Sant'Aida fa calare sto sole, farlo per noi travagliatori. Cioè cantava storie proletarie, storie di contadini, di artigiani. E in questo disprezzo nei suoi confronti c'è la storia della lingua siciliana, cioè condensata nella vita di questa persona, perché era zalla, come direbbero i ragazzi messinesi di oggi. Sì, era una zalla, una grazzalla, anzi, o volevo dire peggio, zaurda. Zaurda, che l'ha fatto pure peggio. Sallo al cubo. Sallo al cubo. Sì, sallo al cubo. Zaurda. Zaurda. Però ha ragione Francesco Pira quando dice non dimenticata, perché poi guardate che cosa succede dopo che lei non c'è più, che viene continuamente ripresa. Tovaduni da scamacca i carretteri. E qui è questo, Battiato, bravo. E poi cattare mi vorria una virrinedda, Rita Botto. Carmen Consoli. Permettete di dire il nome del mio idolo, Mario Incudine. Mario Incudine. Allora, quando si parla della lingua in necrosi è sbagliato, non è vero. Almeno in questo pezzo della cultura siciliana la lingua è viva, è vivissima, e non è solo la ripresa di una lingua morta, è una lingua viva, perché l'ho sperimentato, proprio permettete questo accenno autobiografico, no? L'ho sperimentato. Spunta lo sole e squaglia la ilata, troglia una picciotta che saporita, che saporita, che saporita, squaglia una picciotta
che saporita. Questa qua è una serenata che io ho portato a una donna di cui mi ero innamorato follemente, ma proprio come un paccio. D'altra parte, si sa, la testa dell'innamorato è come un frialoro, no? E ho un amico bravissimo che si chiama Giacomo Farina, leader dei concerti, e poi altri amici che facevano parte di quel gruppo là, e ho detto voglio buttare una serenata. Dice ma che a Messina, insomma, si fa in te paesi. No, la voglio buttare qua. Dice ma non stai? Stai in un condominio in via San Sebastiano. No, forse è meglio non dirlo. Ma io due chiuzzi di una calamita. Abbiamo fatto le prove alla Sala Laudamo. Sì, abbiamo fatto le prove. Perché lui suonava benissimo l'organetto, continua a suonare il tamburello, poi c'era Nello, la chitarra. E abbiamo fatto un concertino, cioè un piccolo gruppino così che a un certo punto molla la Sala Laudamo, ma siccome la notizia si era sparsa, c'era un sacco di gente. Con Giacomo Farina che diceva mucciatevi, arrede macchine, arrede cantoneri, no, mucciatevi. E allora attaccamo a cantare. Sta finestra da un baccunzo non si apriva. Poi seppi dopo che il fratello della donna di cui mi ero follemente innamorato aveva pensato di buttarci una bagliolata d'acqua, che è un classico, cioè proprio un classico. Invece, sapete che vi dico? Che ha funzionato. Non solo gli aprivo la finestra, ma poi scendivo e poi ne andammo tutti a vivere. Allora, la serenata funziona. E l'altra sera appunto con Giacomo Farina, mentre l'associazione ARB faceva delle cose molto serie a Orcinus Sorca, che ho seguito in parte perché in parte mi distraevo qua e là, in realtà lui ha ricordato un'esperienza che a Messina fu fatta, cioè a serenata a Cumanno, a domanda. Erano i tempi del sindaco Provvidente, insomma stiamo parlando di tanti anni fa. Il 92, anche io l'ho avuta. Bravo. Ma ora sai da... No, e sono anche sposata con la persona che me l'ha fatta. Io ti dico che allora funziona. Forse è il caso di riprenderla questa storia qua. Come no? Signora zita, siete sole e luna, ve meritate d'essere regina, ve meritate sto palazzo d'oro, pettato dilli meglio pettura. E funziona. E lei, quello che non sa Rosaria Brancato, è che tutto partì da quella serenata fatta in via. Tutto questo per dire una cosa molto semplice, che cioè c'è un modo per entrare nelle scuole che si chiama educazione musicale. Questa è la proposta che sono venuto a portare qua. L'educazione musicale, perché non farla? Intanto qua abbiamo, diciamo, dei bellissimi esemplari, io fra l'altro non li conoscevo, ma guardate che cose strane, stimolato da una riunione dell'ANPI, dell'Associazione dei Partigiani d'Italia, fatta a casa del nostro presidente Pippo Martino. Stanotte mi sono messo su internet e mi sono andato a cercare i video dell'Orchestra Filarmonica di Giostra. Alla faccia, sono bravi. Allora l'educazione musicale funziona.
funziona, si può attraverso questa porta entrare nelle scuole e fare educazione musicale, possibilmente cantando spuntano sulle squaglialaie. Grazie al professore Restifo, che tra l'altro canta pure bene, quindi, e mi ha dato anche l'occasione per presentare l'Orchestra Filarmonica di Giostra. Tra l'altro dopo l'orchestra chiunque voglia dare un contributo, un'idea, uno spunto sarà... Sì, però intanto ci sono, facciamo sentire i giovani dell'Orchestra Filarmonica di Giostra, che voglio ricordare anche che sono stati anche chiamati in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico, proprio per dare spazio a questi talenti, a questa eccellenza. Allora, mentre loro si sistemano, è un quartetto, i musicisti sono Gabriele Silipigni al clarinetto, Emanuela Paolata al flauto, Santina Nibali Lupica al violino, Elisabetta Palmieri al violoncello. E un ringraziamento va al direttore d'orchestra, che in questo momento non è qui a Messina per impegni che lo stanno trattenendo a Roma, ed è Giuseppe Lopresti. Eseguiranno l'intermezzo della Cavalleria Rusticana di Mascagni, ballata siciliana numero 1 e ballata siciliana numero 2, come si diceva all'inizio, di Giuseppe Lopresti.
Grazie, tantissimi applausi. Tra l'altro l'orgoglio di chiamarsi Orchestra Filarmonica di Giostra mi piace tantissimo. E grazie a Gabriele Silipigni, Emanuela Paolata, Santina Nibali Lupica ed Elisabetta Palmieri. Ho sbagliato? Ah, ecco, Giuseppe Denaro. No, mi dispiace, non era stato segnalato, quindi allora gli applausi per Giuseppe Denaro che non... Allora, prima di tirare le fila, se non sbaglio c'era un intervento, c'era uno spunto che stava venendo dal pubblico, se non erro. Sì. Se c'è qualcuno che vuole contribuire al dibattito, quindi dando anche degli spunti, questo è il momento. Grazie. E non so se quello funziona, oppure quello lì, o anche quello là. Sì. Occupo indegnamente un podio, non era nelle mie intenzioni. Volevo dire semplicemente due cosine. La prima che ci siamo dimenticati in questo discorso molto bello che ho sentito da parte di tutti voi, ci siamo dimenticati forse di citare un antesignano della valorizzazione del siciliano, che è Tommaso Cannizzaro. Non l'ho sentito nominare, ma la traduzione della Divina Commedia di Tommaso Cannizzaro è un esempio da leggere nelle scuole. Ecco. Una seconda cosa che volevo dire. Mi è capitato di essere nella giuria di poeti e poetesse che scrivono in siciliano, e un appunto che ho dovuto fare ripetutamente e varie volte è questo: scrivono in siciliano traducendo dall'italiano, per cui il risultato non è un siciliano, ma è un italiano tradotto. Il siciliano ha un suo costrutto e bisogna pensare in siciliano per scrivere in siciliano. Cioè, se l'esempio tipo fessura e sciangazza, se io il termine fessura lo sicilianizzo dicendo fissura, non ho scritto in siciliano. Quindi tutti questi poeti che scrivono in siciliano dovrebbero prima pensare in siciliano, fare un costrutto in siciliano e poi scrivere in siciliano, altrimenti una traduzione dall'italiano non è siciliano. Basta. Grazie. Credo che ci sia un altro spunto. Tutti spunti preziosi che il dottor Aurelio Latorre penso che sta continuando a sentire, così poi ci avviamo alla conclusione. Sì. Io parlo in quota linguista dell'Ateneo del Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne di Messina. Io, insieme a De Angelis, che è stato citato prima, il professore ordinario di linguistica, insieme alla collega Elvira Assenza, diciamo, ci sentiamo chiamati in causa rispetto a questo tema, visto che l'80% delle nostre pubblicazioni vertono sulle varietà siciliane, non solo quelle siciliane ma anche quelle di minoranza gallo-italica. Tra l'altro abbiamo ottenuto un finanziamento PNRR per studiare e valorizzare i gallo-italici di Sicilia e le colonie lombardo-sicule, che sono anche un problema nella questione, perché sono minoranze dentro una minoranza e non sono tutelate dalla 482 assieme a Tabarchino in Sardegna, che viene però tutelato dalla legge regionale sarda. Qualche spunto così di riflessione che mi sono appuntato sono stati tanti. Innanzitutto dignità del siciliano, capisco lo spirito con cui è stato detto, però nessuno, né linguisti né politici, nessuno dà dignità alle lingue. Le lingue storico-naturali hanno una loro dignità in re ipsa, cioè sono i parlanti semmai di quelle lingue che danno dignità alla propria lingua.
lo fanno tramite lo strumento della coscienza linguistica, delle categorie terraciniane, della fedeltà, quella che viene definita fedeltà linguistica, cioè il sentimento che i parlanti stessi nutrono nei confronti della propria lingua madre. Su questo si può lavorare nell'orientare la coscienza linguistica dei parlanti, però se non viene dal basso poco si può fare. Per questo diciamo, tra le varie proposte che il Centro di Studi Filologici e Linguistici Siciliani, che da 80 anni lavora sulle varietà siciliane, tra l'altro il nostro presidente, il professore Ruffino, dialettologo di Palermo, ha lavorato al tavolo tecnico per fare quella legge regionale. Mi permetto di dire che è scritta bene perché c'era lui, l'ha fatta scrivere lui, e da diversi anni, decenni, lavoriamo con le scuole per la formazione dei docenti. Abbiamo pubblicato anche diversi strumenti per la scuola e territorio che distribuiamo gratuitamente. Insomma, se andate sul sito, lo dico anche per gli insegnanti presenti, i dirigenti, se ci chiamate veniamo nelle scuole, organizziamo diverse iniziative. Diverse scuole già da diversi anni lavorano su questo. Hanno prodotto tantissimo e sostanzialmente la ratio, lo spirito che sta dietro il nostro lavoro è che appunto lavorare sulla coscienza linguistica dei parlanti. Qualcuno diceva l'uso, è l'uso che è stato detto poco fa, è l'uso che fa la differenza. Quindi invogliare l'uso, e che significa creare le condizioni positive di atteggiamenti linguistici positivi dei parlanti stessi nei confronti della varietà, in questo caso di minoranza, perché obiettivamente tutte le lingue non nazionali, non ufficiali sono in Europa di minoranza e per questo vengono tutelate, almeno sulla carta. Un altro spunto riguarda il fatto che il siciliano appunto non sia parlato, sia in crisi. Allora, questa percezione, mi permetto di dilungarmi un attimo, sono temi su cui lavoro, insomma faccio di mestiere questo, questa percezione è molto radicata, ma negli ultimi anni si è rivelata poco fondata, perché le statistiche ci dicono che in realtà almeno il siciliano e vari altri dialetti italo-romanzi sono in realtà più parlati di quello che sembra. Questa percezione risale un po' a ciò che si è creato nel dopoguerra, la scuola dialettofobica, insomma tutto quello che sappiamo, le battaglie di Don Milani, di Tullio De Mauro. Però si è visto che a partire da quando si è diffuso l'italiano, paradossalmente, è aumentato l'interesse nei confronti dei dialetti e quello che molti studiosi definiscono neodialettalità. C'è una neodialettalità diffusa, un favore nei confronti dei dialetti che non sappiamo dove ci porterà. Ovviamente un dialetto che cambia, cioè solo le lingue morte non cambiano. E se prendiamo il latino classico e il greco classico, sono lingue storicamente concluse, non cambiano. Ovviamente i dialetti cambiano perché cambia la cultura, non andiamo più a lavorare con l'aratro in campagna, quindi non sappiamo neanche tutte le componenti dell'aratro, ma questo è per forza di cose. Però si arricchisce di altro, si arricchisce della canzone dialettale, dell'arte, i rapper che compongono in dialetto. Insomma, c'è tutto un movimento che dobbiamo saper cogliere, perché altrimenti non vediamo le potenzialità del dialetto. Io lo continuo a chiamare dialetto perché per me non è una parolaccia. Dialetto è descrittivo, anzi alle persone piace che quella categoria sia chiamata dialetto perché risponde a un'esigenza naturale dell'essere umano di creare dialettalità. Laddove c'è una lingua nazionale, una lingua di cultura, si creano sempre dialetti. Ce le insegnano anche la grecità, no? Con i suoi vari dialetti. Quindi per me non è un'offesa e continuo a chiamarlo dialetto perché risponde a quell'esigenza delle persone di avere una via di fuga rispetto a una lingua ufficiale. È forse lì che si innesta la sopravvivenza dei dialetti in tutta Europa, delle lingue regionali.
ecco, qualche cosa che è stata detta così, siciliano che sia più antico dell'italiano. Capisco in che senso era detto, ma non è così, non è che ci sono lingue più antiche di altre, ci sono dei percorsi. L'italiano deriva dal toscano, il toscano a sua volta era innestato in una regione in cui c'era l'etrusco, cioè se andiamo così all'indietro, quindi questo è un altro luogo comune che va sfatato. E ecco, un'altra cosa che un po' mi lascia perplessa, perché poi facciamo agli altri quello che non vogliamo che sia fatto a noi, quando definiamo il calabrese, salentino, siciliano, dobbiamo stare attenti perché loro si possono offendere. Un calabrese che parla il calabrese vuole che il suo dialetto sia chiamato e riconosciuto come calabrese. E capisco anche lì la ratio che c'è dietro, cioè che tutti questi dialetti, il siciliano, il calabrese meridionale e il salentino, sono dialetti meridionali estremi che sono accomunati dalle stesse caratteristiche, vocalismo pentavocalico, eccetera, cioè dovuto al sostrato, al fatto che c'è stato un lungo, perdurante sostrato contatto col greco. Lo stesso è napoletano, se a un cosentino non puoi dire parli napoletano che si offende, quindi anche lì dobbiamo rispettare le diversità e l'identità altrui. Altrimenti facciamo bullismo nei confronti delle... Vabbè. Si è concluso, volevo... Sì, vabbè, avevo varie altre cose da dire, ma ci saranno altre occasioni. Io volevo solo dirle questo, così come ho già... Un applauso alla professoressa, certo. Così come ho già detto al professore Ruffino la settimana scorsa. Come? No, dico, così come ho già detto al professore Ruffino la settimana scorsa, questo evento, questa tavola rotonda, l'ho detto anche in apertura, è ovvio che non ha un taglio accademico e non è per i linguisti, no, assolutamente no, non aveva questa pretesa, non aveva questa ambizione. E dunque questa è la prima tappa di un percorso che vogliamo fare e sono convinto che la sinergia e i punti di contatto con i linguisti ci devono essere. Ciò che vogliamo fare adesso è un'altra cosa, quello di accendere i riflettori sulla necessità, come bene ha detto lei, di usarlo questo siciliano. Cioè evitiamo quel pregiudizio che non mi può negare che esiste, che se noi parliamo in dialetto veniamo considerati magari bestia, no? Non siamo acculturati. Questo pregiudizio c'è, esiste e si deve sconfiggere sicuramente con gli studi accademici, ma forse con i laboratori teatrali, forse con la stampa che organizza una rubrica in siciliano, la televisione privata che fa un'intervista alla settimana in siciliana, oppure in ogni famiglia si potrebbe fare qualche piccola cosa. Vi porto un esempio. Un caro amico mio, che tra l'altro è qui presente in prima fila, al matrimonio di sua figlia ha voluto lanciare un messaggio molto chiaro ed è un piccolo gesto, ma molto potente. Il menù del pranzo, della cena, del matrimonio di sua figlia era scritto in siciliano con i sottotitoli in italiano. Messaggio potente, messaggio chiaro, quella è la lingua portante e il sottotitolo in italiano. Per cui all'interno di ogni famiglia si potrebbero fare micro azioni per affermare la dignità della lingua siciliana, perché deve essere parlata, ma ne dobbiamo essere convinti tutti, non soltanto all'interno dell'università. L'università deve diventare un trampolino di lancio affinché la comunità la condivida. Questa è la mia personale opinione. Ora io darei la parola ad Aurelio Latorre. La parola ad Aurelio Latorre e poi se Ignazio Corrà voleva, se l'onorevole Corrà voleva anche dire perché ci sono dei progetti piuttosto ambiziosi, ho sentito qualcosa, magari ci può dire. Allora, vediamo se... Sì, ok, mi sentite? sì, sentiamo bene. Va bene, io vorrei riassumere alcune proposte per questa parte che è più operativa. Provo a cambiare l'auricolare. Sì, Aurelio, come hai notato siamo andati oltre. Ok, voi mi sentite bene, mi confermate? Sì, ti sentiamo. Va bene. Io ho cercato di sintetizzare in 4 o 5 slides alcune proposte operative, giusto per dare un'idea di alcune cose su cui si potrebbe agire. Cominciando dalle scuole. Le scuole potrebbero dedicare almeno le attività didattiche di 3 giorni scolastici, identificando delle date chiave. Il 26 settembre come oggi, il
21 febbraio, che è la giornata internazionale della lingua madre, e il 21 maggio, che è la giornata mondiale per la diversità culturale. Una quarta data potrebbe essere il 15 maggio, che è l'anniversario dello Statuto siciliano. E intorno al 15 maggio si potrebbe anzi pensare di organizzare, almeno in via di fatto, una settimana della cultura siciliana. Dico questo perché a volte le date hanno un valore simbolico importante e noi potremmo fare già leva su queste date, che sono delle ricorrenze, proprio per cominciare a fare delle attività indipendentemente dagli sviluppi della legge regionale di cui abbiamo già parlato. Poi volevo soltanto velocemente citare, come così può essere di interesse per i docenti che ancora non lo hanno fatto, su Wikipedia c'è una parte che ha 26.000 voci in lingua siciliana e a mio parere potrebbe essere uno strumento di lavoro in classe. Nello stesso modo segnalo che ci sono alcune grammatiche del siciliano disponibili in rete, ovviamente si parla di lavori divulgativi, quindi non hanno la qualità, non possono non avere la qualità accademica di cui si parlava prima, ma è anche vero che noi stiamo agendo su un piano diverso, più divulgativo e di strumento di lavoro. E infine, parlando di materiale, ci sono 2 traduttori che volevo segnalare. Il primo si chiama Traduttore Siciliano ed è fatto da alcuni volontari nostri corregionali, e il secondo invece è dalla multinazionale Google Traduttore, in cui non c'è ancora una vera possibilità di un traduttore siciliano, però c'è questo stratagemma che voi vedete citato qui, che se noi inseriamo un testo scritto in siciliano e selezioniamo lingua corsa, ci verrà poi tradotto in italiano, in inglese, in francese, qualunque lingua metteremo. Questo lo cito solo come curiosità. Ho parlato delle scuole, ma in realtà ci sono tante altre enti e istituzioni che possono fare qualcosa. Qui elencherei velocemente delle altre proposte, questione di 3 minuti, ma è solo per dare la possibilità poi al pubblico, se lo vorrà, di aggiungere qualche idea. E quindi quello che si può fare, si può costituire un gruppo di studio, un comitato per la promozione della lingua siciliana. Si può istituire, come ho detto prima, la settimana della cultura siciliana vicino al 15 maggio, data dello statuto. Si può avviare una cooperazione con enti e associazioni che sia in Italia che fuori Italia. Io prima avevo parlato anche delle associazioni negli Stati Uniti, associazioni che studiano e promuovono il patrimonio siciliano, e si può promuovere la collaborazione con esponenti politici, anche al fine di vedere se è possibile emendare la famosa legge in cui il siciliano è stato escluso e nella quale invece c'è il sardo e c'è il friulano, oltre che altre lingue. E abbiamo già parlato della possibilità di sostenere la piena applicazione di questa legge regionale che prevede l'insegnamento nelle scuole. Per continuare nel nostro elenco, dopo le scuole ci sono anche le università, e qualcosa già è stato detto, sicuramente le università possono fare anche la loro parte, e una piccola parte potrebbe essere anche loro, se anche loro, come le scuole, seguiranno quelle 4-5 date annuali che io prima ho citato, per organizzare convegni, laboratori, seminari, tavole rotonde, perché anche questo è un messaggio simbolico alla comunità che ogni 2-3 mesi riceve dall'università un messaggio chiaro che c'è una conferenza, una tavola rotonda su questi temi. Bisogna riavviare il dibattito nelle scuole ma anche nelle università. L'altro punto è che si può promuovere presso i principali partiti e movimenti politici attivi in Sicilia tutti questi temi di cui stiamo parlando oggi. Come diceva Davide Iotta all'inizio, si tratta di un tema trasversale, quindi a nostro parere tutti i partiti politici attivi in Sicilia dovrebbero almeno ascoltare e, se possibile, prendere a cuore la possibilità di fare delle attività o di inserirle nei loro programmi quando, in vista delle prossime elezioni,
a tutti i livelli, a livello regionale, a livello comunale, a livello provinciale. E parlando dei comuni, io avrei una proposta specifica per il nostro comune della città di Messina e magari per i comuni della città della provincia di Messina. E cioè la proposta è di valutare se non possa essere un'idea di inserire nello statuto proprio del comune una specifica disposizione che parli della lingua siciliana. E io qui in questa slide ho trascritto un esempio che vi leggo. Il comune assume la lingua siciliana come valore storico e culturale inalienabile. Ho preso questa formulazione da un esempio pratico che è il comune di Caltagirone, che ha proprio questo paragrafo nello statuto. Un altro aspetto importantissimo è già stato menzionato, ma io lo ripeto perché è importantissimo, è la collaborazione con le emittenti televisive, radiofoniche e gli organi di stampa. Pensate a quello che potrebbe essere una rubrica mensile in cui ci sia un articolo in siciliano, oppure immaginiamo un'intervista in siciliano, per esempio a immigrati o figli di immigrati di altri paesi che si lasciano intervistare nella lingua primaria. Io credo che per noi sarebbe una innovazione che vedremo con grande piacere. Continuo la lista e sono qui alla fine per parlare, quasi ovvio, della presenza su internet e sui social media. E qui mi appello alle giovani generazioni, agli studenti che hanno particolare familiarità con questi mezzi. Abbiamo detto che la lingua siciliana va usata quindi anche su internet, sui social media. Più la usiamo, più circola, più ci rendiamo conto della sua forza vitale. E infine menzionerei anche la possibilità di accedere ai fondi europei. Abbiamo visto come alcune delle cose, anche oggi stesso, no? Alcuni dei video che sono stati prodotti con l'aiuto di fondi europei, probabilmente si può fare di più in questo senso, che si possono utilizzare meglio questi fondi europei o si può dare maggiore pubblicità ad essi per un uso più vasto. Quindi per il momento mi fermo qui, la lista sarebbe in realtà molto più lunga. Io, come dicevo a Davide, avevo preparato un piano di azione di oltre 60 pagine, quindi qui ho soltanto provato a sintetizzare alcuni punti per dare un'idea di come potrebbe essere fatto un piano di azione. Ed è stata opportuna la tua sintesi, ed è stata opportuna. Grazie al dottor Aurelio Latorre. Allora, in conclusione, sentiamo, appunto, aveva delle proposte. Sì, io so che c'è fermento, c'è sempre fermento, ma se ci dà una chicca, una sintesi, e poi andiamo. Guarda, Davide, e poi andiamo insieme in qualche altro posto. In realtà io sarei dovuto andare via prima oggi perché c'ho tanto è stato interessante. Infatti vi voglio ringraziare tutti per gli interventi che davvero per me è stato non solo un onore partecipare in quanto relatore, ma di grandissimo interesse ascoltare le cose che hanno detto tutti e che condivido in larghissima parte, così come le proposte fatte adesso al dottor Latorre sono cose su cui che condivido pienamente, su cui stiamo cercando di lavorare. Io sono convinto che si può fare soprattutto che il passaggio principale sta proprio sulle nuove generazioni, quindi l'investimento sulla scuola, l'investimento dal punto di vista dell'istruzione non soltanto come lingua ma proprio come cultura, tradizione e storia. Perché, e questo si collega all'intervento della dottoressa Castiglione, dal punto di vista, è vero che noi siciliani siamo stati relegati a periferia, come abbiamo più detto, e c'è stato inculcato questa sorta di senso di vergogna, però è anche vero che se giriamo un attimino il libro dall'altra parte noi tendiamo poi ad esaltarci, quindi ci stiamo un attimo a tornare ai tempi di Ruggero II e far diventare il Regno di Sicilia tutto il sud Italia, parte della Libia, la Tunisia,
pezzi di Grecia e pezzi di Albania e dire che sono tutti figli della nostra cultura, però ci basterebbe almeno limitarla alla regione Isola Sicilia più isole minori e almeno fare in modo che questo venga tutelato bene. Iniziativa concreta. A dicembre sto organizzando in Parlamento europeo, convocando, infatti lì mi ricollego con quanto dice il dottor Latorre, con i siciliani all'estero, coinvolgendo un po' di associazioni di siciliani che lavorano in altri paesi d'Europa, quindi o emigrati di prima o di seconda generazione, tra cui professori che per esempio lavorano a New York nella comunità siculo-americana, che come si diceva è una delle più, è la più numerosa di italo-americani in America, per cercare appunto di mettere tutti, quindi siciliani di Sicilia e siciliani del mondo intorno ad un tavolo per fare questo lavoro qua. A questo tavolo ci sarà l'assessore competente per materia della regione siciliana, a cui chiederemo, io l'ho già chiesto personalmente, di dare seguito a quella delibera del 2018 che fa seguito alla legge regionale del 2011. Cerchiamo di mettere intorno al tavolo anche qualcuno che possa lavorare sulla legge del 99 e quindi per includere il siciliano tra le lingue che meritano appunto tutela, perché è assurdo che non lo sia. E del resto io faccio sempre questa considerazione con i 6 colleghi maltesi che ho in Parlamento europeo. Come una isola di Sicilia, geograficamente Malta è un'isola siciliana e storicamente è stata un'isola siciliana finché nello stesso periodo in cui agli esuli albanesi sono stati dati delle terre, agli esuli da Gerusalemme invasa da Rodi, invasa dai turchi, è stata data l'isola di Malta, che era comunque ancora un feudo siciliano. Ha preso un'altra strada, ha preso la strada poi del protettorato inglese, della colonia e poi dell'indipendenza. Oggi i miei 6 colleghi maltesi, di cui uno è presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, intervengono in maltese con tutta la tutela, con tutte le traduzioni, con tutta la salvaguardia e con tutto quello che gli consente a 300-400 mila persone, perché non credo che siano più di tanto le persone che parlano il maltese, di garantire lunga vita alla loro tradizione, che non sarebbe niente di troppo diverso rispetto al lampedusano o al pantesco. Quindi da quella piccola esperienza che io in Parlamento europeo vivo ogni giorno, cerchiamo di lavorare almeno per la nostra grande isola, il nostro vecchio regno, vecchio emirato e vecchia grande tradizione possa essere salvaguardata. Grazie. Bene, grazie all'onorevole Ignazio Corrao. E adesso tutti siete invitati a percorrere circa 850 metri, 11 minuti a piedi, per recarci al presidio Slow Food, ristorante Casa e Putia, che è stato prevista una degustazione di prodotti tipici siciliani che saranno descritti, presentati rigorosamente in siciliano. Per cui Ignazio, non puoi mancare, a Venere pure tu. A Venere pure tu. Grazie a tutti e grazie a Rosaria Brancato. Grazie ad Aurelio.